A Padova è stata una giornata di doppia mobilitazione, alla base però un unico obiettivo, la richiesta del rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori. Presenti davanti alla Biblioteca Universitaria di Padova i delegati della CGIL che hanno aderito alla mobilitazione nazionale della cultura, chiedendo a gran voce il rispetto e il riconoscimento del lavoro culturale. La scelta di questo luogo non è infatti casuale. La cosa interessante è che è un servizio essenziale, ma non è così essenziale per essere integrato dal personale. Oggi ne è la riprova perché non possono uscire per manifestare i loro diritti. Da 42 persone di dotazione organica siamo arrivati a 17, di cui 17 alcuni andranno in pensione a breve e se non verrà fortemente attivato il concorso che oggi è preso in d'assalto per le domande ma non ancora esplicitato, non avremo il personale per tenere aperto il servizio. Di fronte a Palazzo Moroni invece, in occasione dello sciopero nazionale per tutti i dipendenti delle società appaltatrici di somministrazione che operano presso o per la pubblica amministrazione, ADL Cobas ha incrociato le braccia per chiedere un contratto di lavoro dignitoso. Gestiamo 3 uffici, facciamo vendita di biglietti, vendiamo i biglietti del Palazzo della Ragione, siamo laureate, parliamo 4 lingue, gestiamo 800 persone al giorno in alta stagione, vogliamo soltanto un contratto che sia adeguato alle nostre mansioni. Noi abbiamo una media di 7 a 8,5 euro lordo l'ora, invece noi chiediamo un minimo di 10 euro l'ora e non solo quello, non è un tema solo di aumento di salario, noi chiediamo anche il cambio del CCNL, del contratto collettivo nazionale dei lavoratori.